grazie che siete stati qua fino all'ultimo e che ci avete regalato un po' del vostro tempo, e noi speriamo di avervi regalato un po' di cuore, un po' di anima con le canzoni dei Nomadi. Noi siamo un gruppo, ci tengo a dirlo perché siamo un tributo ufficiale, riconosciuto, produzione Nomadi, quindi siamo, per la Sardegna siamo il tributo ufficiale, bisogna dirlo. Allora, hanno suonato per voi questa sera alla batteria. Vuoi venire? Così ti vedono. Vieni un attimo, così ti vedono. È sempre dietro, lì nascosto. I batteristi sono sempre lì, non si vedono mai. Lui è giovanissimo, è il più giovane della band, vero? Sei il più giovane della band, giovanissimo. Pensate un po' che ogni volta che suoniamo questo ragazzaccio viene da Carbonia, quindi anche oggi si è fatto un po' di chilometri. Ieri me li ho fatti io, oggi li ho fatti tu. Ieri sera eravamo a Siurgo su Donegara, quindi io ho fatto tipo 300 km, però ne valsa la pena. Signore e signori, il motore della band, il cuore della band, alla batteria Nicola Corrias. Poi c'è lui, vieni Fabietto, vieni. Io come dico ogni concerto, per far funzionare il motore serve la benzina buona, e noi la benzina buona ce l'abbiamo. Al basso, signore e signori, Fabio Castia. C'è anche la benzina l'altra per andare. Vieni Michele, vieni. Lui a volte rimane dietro perché io lo oscuro ogni tanto, però ci mettiamo, ce la giochiamo. Signore e signori, ha suonato per voi la chitarra acustica il mio amico Michele Piga. E poi c'è lui, ogni volta non si sa come ringraziarlo, il nostro maestro, professore, perché è professore non di musica, adesso è professore di lettere, è un professore, infatti ogni tanto ci bacchetta, però è un grandissimo figlio d'arte, come ho detto prima, è il figlio di Bernardo Zizzi. Signore e signori, alle tastiere il maestro Paolo Zizzi. E poi c'è lui, che ha messo in testa, che ha fatto un pollino da Chiquita. Uno dei fratelli Ruglio. Sapete perché li chiamo i fratelli Ruglio? Perché lui c'ha la chitarra rossa, lui c'ha il basso rosso, lui c'ha le tastiere rosse. Adesso io mi compro un microfono rosso e sono i fratelli Ruglio, anche io. Figli. Signore e signori, ha suonato per voi chitarra elettrica il mio amico Aldo Tonini. Io come al solito mi devo presentare da solo, non mi presenta nessuno. Grazie veramente di cuore. Io sono Giuseppe Mele e ho cantato questa sera per voi. Grazie. Ci tengo molto a ringraziare, ormai io lo dico, il nostro service, perché ogni serata che abbiamo in Sardegna ci seguono sempre, perché se no non accettiamo le serate se non ci sono loro. Quindi voglio ringraziare i ragazzi del service, perché, come dico sempre, se avete visto e sentito tutto questo è merito di questi ragazzi. Quindi un applauso grande al service di Raffaele e i suoi collaboratori. Grazie Raffaele, veramente grazie. Niente, siamo arrivati alla fine. È inutile chiacchierare, parlare con le chiacchiere. Andiamo con l'ultima canzone, vediamo se la sanno. Cantatela insieme a noi, prego maestro. Adesso metto un riga quelli là, Adesso questa la dovete cantare, non avete scuse, perché se no io vengo col microfono
vengo lì e ve la faccio cantare. Non ci credi? Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa sempre azzurra non può essere l'età. Poi una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile. Poi io che non sono altro, sotto in tasca non ne ho, ma su mi è rimasto Dio. La strada è ancora là, un deserto mi sembrava la città, ma un bimbo che ne sa sempre azzurra non può essere l'età. Chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava nel cortile. Io sono in tasca non ne ho, ma su mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, sono in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Voi vagabondo che sei io, vagabondo che io sono. Io vado lì a controllare. Sono in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che io sono in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, sono in tasca non ne ho, ma
stato bellissimo. Buonanotte.